Eccoli il bivacchino dove ho dormito stanotte, proprio bello, e ci sono nuvole basse, tutto basso, un po' di crode, granito verde, sento la quota, fiato corto, siamo al 2004, buongiorno, 60° giorno, sì, 2 mesi, oggi un po' di fiappa, il resto ieri mi sono distrutto, oggi ho un filo zaino più leggero da quanto ho mangiato ieri, ho dormito fin alle 7, vedo che si sta prendendo. Ieri è stata una bella battostata, il sentiero c'era o non c'era, non si capiva un cazzo, cioè si vedeva ma quando lo perdevi un attimo era finita, poi lo trovavo, però cavolo, proprio un sentiero con Rosa delle Alpi a destra e a sinistra, e quella volta che mettevi il piede vedevi il sentiero, se no non vedevi niente. Ho fatto un sacco di espi ieri a cercare sentieri, che si sta prendendo. E di là c'è il Monte Rosa, adesso scendo verso Macugnaga e decido cosa fare, perché anche oggi di farmi un altro 1000 passo non c'ho cazzi, quindi mi riposerei un attimo in maniera da trovarmi il posto giusto dove dormire e poi domani bam affrontare una bella traversata. Da quello che ho visto sulle mappe è bella tosta passare al di là della valle di Macugnaga, e quindi oggi va così, dai, 10, 10 un quarto, 10 e 20 saranno, fiappa, che bello di là. Sì, adesso sono solo nuvole basse, non dovrebbe essere brutto. Così, dopo la sfaticata di ieri, oggi un po' di relax. Poi il bivacchino era molto bello, ieri sera faceva un freddo, 5 gradi mi segnava il termometrino. Sì, c'era un sacco di aria fuori, ma dentro si stava bene, infatti mi sono ben vestito e ho dormito da Dio. Avevo ancora vestiti, quindi da Dio. A parte che aveva tutto il sole tutto il giorno, quindi il bivacco era caldo. Così, 60° giorno, scendiamo a Macugnaga. Adesso ho un 1000 abbondante da fare, devo fare Macugnaga ai 1000, spero un po' di più, in maniera che scendo meno. Adesso pian piano scendiamo in mezzo a questo granito verde, che è bomba. Qua i sentieri sono segnati alla meglio, cioè sono segnati a segnavia e la traccia non si vede sempre. Bene, dai, andiamo a Macugnaga, spettacolo! Forse di qua. Sì. Oh no. Niente, arrivo in vetrina e c'è un gatto, un negozio di giocattoli, e c'è un gatto che si muove. Ma che ci fai qua dentro tu? Ma tu guarda, il gattino in vetrina.